La certificazione di qualità, che è testata dalla normativa comunitaria, prevede invece la creazione di raggruppamenti o di consorzi di produttori che avviano questa richiesta, alla quale l'amministrazione dà tutto il suo appoggio e la sua consapevole aiuto perché si arrivi a quel processo di certificazione, che è l'unico o uno dei pochi modi a oggi individuati che consentono anche al consumatore finale, tranquillo dell'esistenza di quel bollino, che testimonia l'esistenza di bontà e di certificazione di qualità attraverso un percorso sia sulla produzione della materia prima, sia sul percorso della trasformazione, che sono sinonimo di bontà e di qualità, ai quali il consumatore finale è portato a riconoscere quel di più che verosimilmente farà la differenza. Altri modi non ce n'è, se non quello di illudere e quello di raccontare delle storie che hanno il tempo della provvisorietà, della disponibilità economica che oggi non c'è più. Occorre modificare il sistema di approccio nei confronti del sistema produttivo, e a questo io aggiungerei anche un'altra considerazione che è ovviamente suscettibile di approfondimento. Qualcuno sostiene che la messa di attenzioni economiche che nel campo agricolo da molti anni, per effetto della messa a disposizione di risorse da parte della Comunità Europea, dello Stato e anche della Regione, la fantasia imprenditoriale di un mondo che preferisce, come dire, appiattirsi verso Sugonnotu, abbia limitato fortemente la loro capacità imprenditoriale. E oggi, a seguito della fine della parabola, che a livello comunitario, badate bene, aveva una sua logica, nel senso che c'è un momento nel quale, in considerazione della crisi strutturale del sistema, c'è un mettere a disposizione risorse ingenti per risolvere anche da un punto di vista culturale la metodologia di approccio nei confronti del sistema produttivo, che ha però, per effetto della parabola, un periodo temporale che finisce. Noi abbiamo aspettato alla fine a capacitarci della esiguità delle risorse che fra 7 anni o meglio, dal 2015 è possibile che trovino un'ulteriore decurtazione. Per cui da qui ad allora l'impegno vero è quello di impegnarsi, ma tutti insieme, sulla base di quelle strategie condivise alle quali ogni tanto si fa riferimento, per cercare di spendere in modo intelligente e finalizzato le risorse che ancora oggi l'amministrazione regionale ha a disposizione per migliorare la strutturazione produttiva delle aziende, non solo in agricoltura, ma anche nel settore dell'agroindustria, che è quel settore che concorre insieme alla bontà delle produzioni del primario, alla loro trasformazione e alla loro, soprattutto, commercializzazione. Grazie. Meglio questo. Bene. Grazie. Dopo l'intervento del dottor Zedda mi sembra che ci sia ben poco da dire, però siccome adesso colgo le parole dette dal Presidente della Camera di Commercio, la pancia comincia a comandare, allora io credo che questo convegno, questa tavola rotonda sia stata molto importante per sentire parecchi esperti del settore, e mi dispiace che non ci sia stata una grande partecipazione proprio dai primi attori, che sono gli agricoltori. Però da qui si può partire. Dice, stiamo sempre partendo. Però si possono sempre organizzare delle tavole rotonde finalizzate ai temi. Io ho sentito l'ultimo intervento del dottor Zedda, parla dell'energia. È un tema molto importante. È un tema molto importante che sicuramente va affrontato con un convegno ad hoc, con una tavola rotonda ad hoc, perché l'energia è quella che abbassa i costi di produzione. Costi di produzione, noi energia ne abbiamo da vendere, che se ne dica. Voglio citare solo una ricchezza che abbiamo noi nel territorio di Sardara, ma in tutta la regione Sardegna, che è l'acqua calda.
Bene, dall'acqua calda si può produrre energia con la geotermia, che sicuramente è un'energia pulita che darebbe grande respiro a quelle aziende agricole che soffrono proprio il costo dell'energia. Ma adesso non è che voglio introdurre questo discorso, noi col sistema termale sardo stiamo approntando una legge che presto verrà portata in Consiglio regionale, spero che venga accolta trasversalmente e votata da tutti, perché è una grande risorsa che noi abbiamo, soprattutto qui a Sarda. Faccio un po' di campanilismo, quindi ritorno alle parole che ha detto il Presidente della Camera di Commercio. Giustamente, quando un albergo si insedia nelle nostre coste, deve essere quasi obbligato a consumare in primis i nostri prodotti. Alla metro non può andarci l'avvocato, il libero professionista, acquistare ciò che vuole a quei prezzi là, perché se no non abbiamo fatto nulla. Ecco perché a quel punto lì la metro diventa una rivendita di tutti quanti. Deve essere bloccato questo sistema di vendita. E ritorno alle parole che ho detto nel discorso di saluto introduttivo. Forse siamo arrivati al punto che bisogna fare un po' di protezionismo sui nostri prodotti, finalizzare i nostri finanziamenti sulla qualità del prodotto, perché in un mondo globalizzato non possiamo competere. Qualche intervento che ho sentito prima da parte del signor Vincis, ecco, noi non possiamo competere con un mondo globalizzato, noi dobbiamo puntare alla qualità e soddisfare in primis la richiesta interna. Abbiamo il turismo noi, lì possiamo inserirci in un mondo globalizzato, ma con le nostre qualità, con le nostre peculiarità, con le nostre unicità dei nostri prodotti. Solo così. Ringrazio tutti, adesso consegno un oggetto ai relatori, che sono delle riproduzioni di reperti archeologici ritrovati nel territorio di Sardara. Ringrazio tutti e rinnovando Atrusannus Mellus. Grazie.